Saluti a tutti. Nel marzo del 2018 il compianto Salvatore Pattato, grande studioso di lingua e tradizione della Sardegna, mi consegnò la sua prefazione al mio libro su latino est limba des sardos, il latino è lingua dei sardi. Con l'ironia che gli era propria, Tore mi disse: se ti picchiano vuol dire che hai ragione. In effetti, quando la redazione dell'ANSA il 25 aprile del 2018 pubblicò l'articolo dal titolo "Esperto, il latino deriva dal sardo, porché in un libro ricostruisce la storia della lingua sarda", mi trovai sommerso da critiche, se non da insulti. Il giorno successivo, il 26 aprile del 2018, sull'Unione Sarda, linguisti, docenti e altri, senza neppure leggere il testo dei miei studi, si apprestarono a sconfessare la mia tesi. Accreditarla significa cancellare oltre 2 secoli di studi linguistici, dissero. Fuori dalla Sardegna, però, il mio libro fu considerato meritevole di pubblicazione da parte della Lincoln Academic di Monaco di Baviera, il cui editore aprì per l'occasione la collana Grammar sur Vils. Il mio libro rimase nella loro home page per mesi insieme alla copertina dei più famosi linguisti del mondo. Chi criticò la mia tesi non tenne in considerazione il fatto che quest'opera rappresentava una grammatica sardo-latina, un testo scientifico, il primo in assoluto a livello mondiale. Molti dicevano che il sardo era la lingua che più di ogni altra si avvicinava al latino, ma nessuno aveva mai pubblicato uno studio comparato, completo, fra le due lingue. Solo attraverso un lavoro di questa portata fu possibile fare scoperte eccezionali. Intanto avevo già iniziato a elaborare il concetto originale di fondatore linguistico. Pronunciando le parole così come dovevano essere lette secondo le regole grammaticali del tempo, si apriva davanti a me un mondo ai più sconosciuto. Ad esempio, lo Y, grafema greco antico, veniva letto nelle scuole italiane che insegnavano latino come una I anziché come una U, generando un'interpretazione del tutto distorta del suo significante. Perciò anche il suo significato veniva travisato. Infatti un conto è dire mirta, vale a dire mirto, un altro è pronunciare murta. Il primo è un latino ecclesiastico, il secondo un sardo latino. Etimi per noi ben più importanti sono stati corrotti allo stesso modo. Sia il fiume Tirso, che attraversa mezza Sardegna, sia il mare Tirreno, che bagna la parte occidentale dell'isola, sono il risultato di questi errori. Tursus o Tursenus, lemmi con la consonante S rafforzativa della precedente R, riportano la stessa radice del sostantivo turru, vale a dire il tirso, bastone di comando dell'antichità. A causa di queste storpiature, eminenti studiosi non sono riusciti a risalire nell'etimologia di questi idronimi, relegandoli alla periferia della cultura antica. Comparando il sardo con il greco e con il latino, ho scoperto per la prima volta in assoluto un grafema che fungeva sia da consonante sia da vocale. Come per la lettera V, che indicava la vocale U e la consonante V, anche il segno I riportava la vocale I e la consonante Z. Prima che i greci coniassero la Z con la barra obliqua, per non confonderla con la iota, intorno al IV secolo a.C., i due grafemi erano simili. Come fare allora a riconoscerli? Semplice, la Z era sempre preceduta da altra consonante, chiamanta, quindi doppia. In pratica, nel sostantivo latino figlia, la prima I è una vocale perché si appoggia a una consonante, mentre la seconda I è una consonante Z poiché fa coppia con il segno precedente L per legarsi alla vocale A. Tale termine deve perciò essere letto filza, a causa della metatesi, spostamento della consonante liquida L all'interno di parola. Nel sardo lo stesso lemma viene espresso in fizza, con assimilazione regressiva della consonante Z sulla L, e filla, con assimilazione progressiva della consonante L sulla Z. Nella cosiddetta limba de Mesania, la variante del sardo parlata nel centro Sardegna ai confini linguistici fra il logudorese e il campidanese, tale voce è pronunciata filgia, tenendo la liquida L e degradando il suono da affricato alveolare Z a quello palatale G. Parole logudoresi quali inzulzu, soprannome,
in latino letteralmente in Iulius, conservano sia la liquida L sia la Z sonora. La consonante doppia si rileva anche nei nessi R più I più vocale, come in corium, corzu, cuoio e N più I più vocale, come testimonium, testimonzu, testimone. Anche il nesso T più I più vocale, posto in resistenza, traduce il nostro resistenza allo stesso modo del gruppo C più I più vocale, che in braccium risolve in brazzo. In questi due casi, essendo sorde le consonanti T e C, anche la pronuncia della Z diviene sorda. Un altro modo di scrivere la Z sonora a inizio di parola si otteneva con la D più I più vocale. Ad esempio, diaconum variava in zaconum e all'interno di parola media finiva in mesa. Chiamando le cose con il loro vero nome si ottenevano i vari filza, testimonzu, corzu, resistenzia, brazzu, zaccano e mesa. In altre parole, con una corretta pronuncia dettata dalle regole grammaticali del tempo, si ottiene un sardo latino al posto di un latino ecclesiastico o italianizzato. Che il sardo e il latino siano la stessa lingua si evince dalla comparazione di tempi verbali semplici, vale a dire a un singolo elemento. Nell'immagine è riprodotto il presente indicativo del verbo cantare. Basta un'occhiata per capire che non vi è alcuna differenza se non la chiusura della vocale EINI nella seconda persona plurale, in cui il sardo cantates si oppone a cantatis. Il modo congiuntivo tempo presente dello stesso verbo non fa differenza. Sardo e latino sono uguali se si eccettua l'uscita in M latina nella prima persona singolare. Nel prospetto rilevo altrettanto per il modo indicativo tempo imperfetto. Come si può constatare, il verbo cantare è uguale al sardo nuorese, poiché sia il logudorese sia il campidanese hanno fatto fuori per sincope la consonante intervocalica B. Se da un lato il campidanese ha eliminato l'intera sillaba, il logudorese ha inserito per eufonia la vocale I al posto della consonante B. Ora però balzerà subito agli occhi che i tempi composti sono in latino sintetici, mentre quelli passati sardi sono perifrastici, ossia legati a un ausiliare. Il perfetto latino è un tempo verbale costruito artificialmente per venire incontro alle esigenze della lingua greca, che nella diatesi attiva non possiede né i tempi composti né l'ausiliare avere. Un dato è sorprendente: le desinenze latine, ossia le uscite finali, sono tali e quali a quelle dei tempi imperfetti logudorese e campidanese messi insieme, che rispetto al nuorese hanno perso la consonante intervocalica B. A dimostrazione che la Roma delle origini era governata dai sardi, i romani hanno coniato il verbo autoreferenziale sardare, che vuol dire ragionare con intelletto fino come un sardo. Per quanto concerne gli aggettivi e i pronomi possessivi, al singolare gli aggettivi latini sono espressi in due modi nel nominativo. Se non si tiene conto della S sigmatica, questi ricalcano la forma logudorese nuorese e quella del campidanese. Al plurale del caso accusativo, invece, viene riportata quasi sempre la forma corrispondente al logudorese nuorese. Avverbi e preposizioni non fanno eccezione, anche questi sono identici ai corrispondenti sardi. Allora sorge spontanea la domanda: che cosa distingue il sardo dal latino? La lingua latina, per esprimere la funzione sintattica che nel sardo svolgono gli articoli e le preposizioni, si serve di quelli che vengono chiamati casi. Nel morfema nominale è contenuta tale particella che svolge il ruolo dei nostri articoli e preposizioni. Si vede la diapositiva con i casi latini della prima declinazione. Nell'esempio, il sostantivo puella, ovvero sia ragazza. Se ad esempio volessi usare il genitivo che viene impiegato per esprimere tra gli altri il possesso, direi puellae domus, la casa della ragazza. Nella parte terminale di puella, nel dittongo ae, è contenuto il genere femminile, il numero singolare e il caso, che riassume la preposizione articolata della. Se volessi un dativo o un complemento di termine, prendendo a riferimento il sostantivo popolo, direi Manlius bellum populo indixit, ossia Manlio dichiarò guerra al popolo. Nella o finale di popolo è indicata la preposizione articolata
al. Per comprendere meglio il funzionamento dei casi, mostro l'immagine della terza declinazione latina con l'esempio del sostantivo pater, padre. In questo nome il greco esce al caso nominativo singolare in consonante, così come il latino. Inoltre, i romani hanno aggiunto rispetto al greco il caso ablativo per riportare i termini, soprattutto della terza declinazione, troncati della vocale finale per seguire il greco, alla realtà della lingua parlata. In sintesi, i casi del latino sono simili a quelli del greco, ma la radice sarda dei nomi è del tutto differente. Nelle lingue europee il greco occupa un ramo a sé, nel senso che non ha alcuna parentela con le lingue romanze, quali sono il sardo e il latino. Come mai allora la radice dei nomi è di fondazione sarda, mentre il morfema nominale degli stessi sostantivi è invece uguale al greco? In natura linguistica questa dicotomia non esiste, poiché sarebbe come ottenere le pere in un albero di mele. Allora sorgono spontanee le domande di rito nel giornalismo. Chi, come, dove, quando e perché ha operato per inserire nella radice sarda dei nomi latini il caso greco? Secondo le fonti storiche si comprende immediatamente che il latino dei nostri giorni è il risultato di una costruzione artefatta o di un'operazione artificiale mal riuscita. È questo il motivo per cui il latino non ha dato frutti e la sua pianta linguistica si è seccata sul nascere. In tutto il territorio romanzo dell'impero di Roma, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Sardegna e altre entità minori, dei casi costruiti alla greca non è rimasto nulla, neppure in Gran Bretagna, dove i sassoni hanno introdotto il loro genitivo. È chiaro come il sole che i casi del greco sono stati inseriti artificialmente nella lingua latina. L'errore di presunzione dei romani è stato quello di credere che prima o poi questi casi si sarebbero affermati anche nella lingua parlata, non tenendo conto del fatto che la quasi totalità della popolazione era analfabeta e quindi non poteva distinguere un soggetto da un complemento per poter applicare correttamente i casi nel discorso. Le fonti delle quali si intravede la realtà storica a cavallo di quel fatidico 240 a.C. sono ben accreditate. Quando il console Quinto Publio Filone entrò a Napoli nel 326 a.C. con la complicità dei notabili greci che avevano tradito i Sanniti, i romani coniarono in caratteri greci la prima moneta con l'indicazione della loro città, chiamandola Romaion, quasi imitando l'epica città di Ilion, Troia. Intorno al 310 a.C. fecero battere un'altra moneta, incidendovi il nome romano in caratteri latini. Presa nel 265 a.C. la Magna Grecia Italica, i romani decisero di uniformare la lingua, così come tempo prima aveva fatto Alessandro Magno con la Koiné greca. Nel 241 a.C. svolgeva l'incarico di censore Aulo Manlio Torquato, detto Attico, come la componente linguistica maggioritaria del greco. La monetazione coniata a Roma risentì dell'influsso greco e le divinità impresse nel metallo furono impersonate con elmi, attici e corinzi. Sempre nel 240 a.C. anche la nuova lingua entrò nella numismatica e il nome italico romano venne per l'occasione sostituito con il sostantivo Roma, le cui due sillabe, incise nel caso nominativo singolare, divennero eterne fino ai nostri giorni. Tito Livio chiama con l'epiteto regolato componimento la prima opera latina, che io definisco comune, autorizzata dal Senato romano, il cavallo di battaglia per festeggiare la vittoria sui cartaginesi nella prima guerra punica. In quel momento, nel 240 a.C., si dava inizio a una nuova coine linguistica, ovvero sia lingua ufficiale di Stato, al fine di suggellare l'alleanza politica e culturale una volta conquistata la Magna Grecia. Il primo testo fu presentato a Livio Andronico, uno schiavo greco catturato a Taranto e ospitato a Roma dalla gens Livia. Riguardo alla sua composizione nel I secolo a.C., lo storico Dionigi di Alicarnasso sostiene il latino è una lingua né del tutto greca né del tutto barbara. Il termine barbaro, adoperato dai greci per indicare i popoli di lingua sardo-pelasgica, significa in sardo dell'Alba o Arbeschida, dunque della Barbarea o Arbarea. Nel I secolo d.C. lo scrittore marziale scrive nel proemio dei suoi epigrammi che qualcuno non gradiva che scrivesse in latino. Marco Valerio aggiunge che un Cattone non entrerà mai nel suo teatro.
Marco Valerio Marziale si rivolge a Marco Porzio Catone, il censore, poiché fu colui che, in contrapposizione con gli Scipioni, si oppose alla ellenizzazione della lingua latina. Quanta diffusione avesse il nuovo latino comune fra il popolo romano lo dice Aulo Gelio, il quale, nel secondo secolo d.C., in occasione della posa di una lapide in memoria degli scrittori antichi Nevio e Plauto, dice testualmente che a Roma si sono dimenticati di parlare il latino. In effetti, la lingua ibrida sardo-greco-latina non aveva mai attecchito nella popolazione. I sostenitori della cosiddetta evoluzione dal latino comune in volgare romanzo dicono, in sintesi, che i romani portarono il latino con i casi greci nei territori occupati, ma poi, dopo la caduta dell'impero, improvvisamente e tutte insieme le popolazioni di questi luoghi abbandonarono i casi e i costrutti greci e tennero per sé solo la radice latina legandola alle desinenze delle lingue locali. Questa tesi oggi, con lo studio della moderna linguistica, è insostenibile, nonché impresentabile, per un territorio vasto come l'Europa occidentale. Considerando che pure l'iscrizione del vaso di Dueno, 600 a.C. circa, è riportata in sardo senza i casi del greco, siamo di fronte a un falso storico di proporzioni titaniche, durato più di 2000 anni e alimentato involontariamente o di proposito da chi voleva assegnare ai romani anche il primato della maternità sulle lingue romanze occidentali, compreso il sardo. Una scoperta di questo genere potrebbe farci anche sorridere, come quelle grandi rapine epocali risolte a posteriori, se non fossimo stati noi sardi i diretti danneggiati e interessati. In conclusione, posso sostenere che il latino, giunto fino ai nostri giorni attraverso centinaia di opere letterarie e migliaia di iscrizioni, era una lingua preeminentemente scritta, costruita a tavolino, che non ha mai avuto il favore del popolo. Per questo è morta sul nascere e non, come dicono gli storici, evolutasi nel volgare romanzo. Ora fa piacere che esperti e linguisti si stiano ravvedendo sul primato del sardo nei confronti del latino, sebbene qualcuno abbia anche provato a fare propria la mia scoperta. Su latino est limba de sos sardos. Saludos.